Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento di Slow 7, di Slow Food Conegliano. Oggi siamo qui a Susegana in compagnia di Isabella Collalto, la principessa Isabella Collalto, e come al solito di Paolo Ianna, quindi qui da Corrado fra poco per Slow 7. Bentornati all'ascolto. Come si diceva poco anzi, siamo qui presso l'azienda Collalto, storicissima azienda, in compagnia di Isabella Collalto e come al solito anche Paolo Ianna, che poi ci guiderà anche attraverso gli assaggi dei vini dell'azienda. È d'obbligo, insomma, siamo anche a pochi giorni dal Vinitaly, da una kermesse internazionale molto importante, è d'obbligo chiederti prima due parole sulla storia dell'azienda e poi anche come vedi questo momento così, questa kermesse internazionale legata appunto al Vinitaly per quanto concerne il periodo che stiamo vivendo in questo momento, insomma, così anche di una certa leggera difficoltà purtroppo per la realtà italiana, ma che vogliamo comunque continuare a premere per far sì che il prodotto nostro sia sempre di eccezione. Assolutamente, dunque la realtà aziendale è un'azienda agricola che fonda le sue radici ormai tanto tempo fa. In realtà è una famiglia che è presente in questo territorio con un certo orgoglio, penso di poterlo dire, da 1000 anni, un territorio, un castello, dei vigneti che tra l'altro erano già citati in un documento nel 958, ovvero sia più di 1050 anni fa, quando un re d'Italia, re Berengario II, donava a suo genero, il conte Rambaldo I di Collalto, una corte con tutti gli appezzamenti, i terreni, i boschi, gli edifici, gli immobili e i vigneti. Per cui quando mi chiedono ma da quanto tempo producete vino, io cito questo documento, che è il documento più antico che la famiglia possiede ancora, ed effettivamente sono 1000 anni di storia. 12 secoli, 12 secoli, sì, difatti il tempo passa, non è cambiato il territorio, questo è un nostro grande vanto, perché credo che questo nostro Veneto, che ha conosciuto tanti cambiamenti, tante vicende, anche naturalmente di tipo non solo bellico ma anche di tipo economico, con questo miracolo del nord-est, è importante ricordare che ci sono comunque delle oasi di verde in cui il territorio si è mantenuto integro e che viene conservato con la passione e l'amore di sempre. Questo naturalmente senza nulla togliere a quelle zone che invece hanno contribuito dal punto di vista economico e che hanno comunque portato un cambiamento del paesaggio. Leggevo infatti questo documento d'archivio, si parla proprio delle pertinenze della curia di Lovadina, del bosco del Montello. Assolutamente, difatti è bellissimo perché sono proprio i nostri nomi. Lovadina è un paese qui attaccato, i colli del Montello sono qui attaccati, è tutta storia. Pensate adesso alle colline del Montello. C'era un Rambaldo, che era Rambaldo XIII, questo accadeva nel 1500, che si scocciò quando la Repubblica di Venezia tagliò tutti gli alberi sul Montello per farne delle galere. Ebbene, di fronte a questo affronto spaventoso, decise di rinunciare a tutte le sue prerogative e di andarsene, di abbandonare quello che era il suo territorio di nascita, d'origine e la culla della sua famiglia, per mettersi assolutamente, ed è una lunga storia, ma tanto per dire come anche il Montello e tutta la realtà territoriale qui vicino è senz'altro fa parte della nostra storia. Infatti poi anche andando a vedere i vini che l'azienda produce, questi nomi tornano, questo Rambaldo VIII, Schenella, il conte Schenella, assolutamente, quindi ciascuno per una ragione particolare erano senz'altro delle personalità della nostra famiglia che si traducono, che portano, che sono dei vini che portano questi nomi proprio perché sono dei vini particolari che abbiamo voluto creare noi, sono le nostre riserve e queste nostre riserve sono piuttosto particolari, sono naturalmente opera del nostro enologo, però come questi personaggi storici avevano una personalità straordinaria, altrettanto hanno queste nostre riserve. Per rendere loro omaggio. Assolutamente, anche meritato, giustamente. Sì. Comunque tu mi facevi la domanda prima, allora come stiamo vivendo questo momento in vista del Vinitaly? Sì. Ebbene, c'è naturalmente quell'effervescenza che caratterizza la preparazione di qualsiasi manifestazione. Dunque, preparazione di che cosa? Comunicazioni, naturalmente, i vini, quelli ci sono, vanno portati
andranno poi degustati con i nostri visitatori, e poi naturalmente il materiale deve essere pronto, ma a parte tutte queste cose proprio pratiche, di natura quasi forse più logistica, quello che regna è questa effervescenza che ci anima ogni volta che andiamo al Vinitaly, perché il Vinitaly è una manifestazione per noi importantissima perché è la manifestazione di quello che possiamo dare noi come viticoltori, come produzione veramente italiana. I visitatori sono numerosissimi, quelli che arrivano anche dall'estero, e per noi è un biglietto da visita molto importante, per cui penso che l'impegno che devolviamo alla preparazione di questa manifestazione sia assolutamente all'altezza di quello che è l'immagine che vogliamo dare di noi come produttori. È un dato di fatto che il momento storico non è dei migliori, lo sappiamo bene, però io sono assolutamente convinta che proprio nei momenti di difficoltà, quando i tempi sono meno rosei, che bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Per cui sono assolutamente convinta che con questo entusiasmo, che spero di poter comunicare anche a chi mi ascolta, riusciremo a fare qualcosa, perché abbiamo tra le mani, tra l'altro, un prodotto assolutamente d'oro. Questo nostro prosecco è in questo momento veramente nella panoramica dei vini italiani anche all'estero. È il vino che conosce un successo straordinario, e dunque questo nostro prodotto va valorizzato, ed credo in questo senso ci possiamo considerare veramente fortunati rispetto ad altre produzioni vinicole che in questo momento conoscono maggiori difficoltà. Un'azienda che trova le sue origini, la sua storia, anche il punto di partenza nell'Alto Medioevo, quindi qualcosa di lunghissimo. Io penso che siano pochissime le aziende italiane che possano vantare un pedigree di questo tipo, no? una storia, una longevità così incredibile proprio, e che però sa sempre rimettersi in gioco, sa sempre essere pronta per affrontare le nuove sfide, e quindi sempre odierna, no? Paolo, un commento tuo anche? Io farei più una battuta che un commento. In un millennio ti fai l'esperienza per affrontare la vita e i tempi duri, vero? Isabella Collalto sicuramente vengono da questa banalità da di questa riflessione, però penso che proprio le famiglie così importanti abbiano in sé già le armi per poter combattere i momenti di difficoltà. Sono famiglie che hanno portato avanti la civiltà, l'hanno divulgata a modo loro, e attualmente succede la stessa cosa. Sono più volte probabilmente, come si dice, a economie più commerciali attualmente, mentre una volta c'era qualcos'altro, c'era l'onore, c'era il potere, eccetera, e quindi devono lottare in un mondo di molti concorrenti, a differenza del passato abbastanza remoto. Però vedo che Isabella non manca di questa grinta, non manca poi dell'ottimismo che ci ha un po' spiegato, e penso che andremo anche a trovarla al Vinitaly, così, no? Io ci conto, siete invitatissimi. Grazie, sicuramente sì. Guai non avere questo spirito, anche perché sennò i tuoi abiti rimproverebbero anche aspramente, visto quello che probabilmente hanno passato anche nelle note dei tempi, perché insomma parliamo di una storia veramente millenaria. Bene, allora noi adesso, Isabella, ti lasciamo tranquilla, proseguiremo oggi la puntata nostra con l'enologo, con Adriano, e poi andremo a trovare anche l'agronomo, dopodiché assaggeremo alcuni vini, io e Paolo, e così per fare un po' un panorama completo di quelli che sono i prodotti dell'azienda, con la promessa di ritrovarci poi al Vinitaly. Ricordiamo magari anche dove siamo al Vinitaly. Siamo al padiglione 4, lo stand è il C1, un nuovo stand rinnovato, abbiamo raddoppiato la superficie, e anche questo è stato per noi un motivo veramente di stimolo, ecco, di veramente voler fare qualcosa nonostante i tempi siano quelli che sono. Non ci si può fermare, non ci si può sedere, si va avanti, anzi con entusiasmo. Bene, allora padiglione 4, stand C1, C come Collalto. Come Collalto, esatto, Collalto 1. Lascio a voi ogni considerazione. Benissimo, a tra poco su Slow 7 di Slow Food. Riprendiamo con Slow 7, qui di Veneto Globe, Slow Food Conegliano. Abbiamo avuto la principessa Isabella Collalto ai nostri microfoni, che ci ha
raccontato un po' a grandi linee la storia dell'azienda, questa millenaria storia dell'azienda, e adesso è venuto a trovarci l'agronomo, il dottor Mirko De Pieri. E, caro Mirko, intanto è un piacere averti qui con noi, grazie per la tua presenza, e sai cosa? Io lascio invece il microfono a Paolo Ianna, che sia lui a dialogare un po' con te. Paolo. Bene, buongiorno a tutti. Sono particolarmente orgoglioso di iniziare questa intervista ad un agronomo, perché noi frequentiamo molte aziende vinicole e alla fine sembra che il protagonista sia il vino, però prima del vino, prima di arrivare al salto del vino, dobbiamo arrivare alla coltivazione, alla viticoltura, alla scelta delle terre e delle viti, la cura della vite. E poi non dimentichiamoci che noi guardiamo sempre i vigneti, anche quando passiamo in macchina davanti a un vigneto, diciamo il tipo di coltivazione può essere, che so io, Guyot, Silvaud, quel che vuoi, però alla fine ricordiamoci sempre che quel che entra in cantina, ed è molto importante, è il chicco d'uva, perché facciamo tanti chicchi d'uva, milioni di chicchi d'uva e dimentichiamo a volte che c'è questa parte che è quella più importante, cioè riuscire a portare in una cantina per poi vinificare proprio questa materia prima che sia all'altezza della situazione. E ricordiamoci anche che se oggi i vini di queste zone e di questa azienda in particolare hanno molto successo, lo dobbiamo proprio al fatto che riescono ad ottenere un'ottima materia prima che è adatta a vinificazione, alla vinificazione di vini di successo come il Prosecco, ma attualmente il Prosecco è una locomotiva. Non dobbiamo dimenticare che, come diceva la principessa Isabella prima, ci sono più di 1000 anni di storia, con documenti che riportano l'esistenza di viti e di vigneti già nel 950, mi sembra di aver capito. Quindi qui la sapete lunga, insomma, vero? Ci dici qualcosa sulle terre, sugli ettari? Mi viene in mente solo una cosa, che quando accompagniamo così qualche amico che ci viene a trovare, magari anche dall'estero così, li porto sulla zona alta della collina, no? E gli dico a un certo punto, adesso state entrando nella cassaforte della famiglia Collalto. Perché? Perché li porto in una zona che storicamente, ma dai primi anni 80, c'era il Prosecco in piena produzione. In quegli anni là di Prosecco non è che se ne parlasse tanto come oggi. Di Prosecco oggi si parla magari anche di Glera, che insomma. Sì. E quindi già in quegli anni avere una quarantina di ettari a Prosecco non era male. Un grosso impegno anche, no? Da una parte l'impegno portarlo come uva, sicuramente vinificarlo e commercializzarlo come Prosecco sicuramente da un'altra. Commercializzarlo vuol dire, secondo me, farlo conoscere con i risultati che li stiamo davvero apprezzando in questo momento. Quindi non si inventa niente, bisogna partire sempre da lontano. Tu sei qui, mi sembra, da 27-28 anni. 27-28 anni, quindi avrai visto anche dei cambiamenti di vigneti, un'evoluzione di cambiamento di varietali coltivati in funzione anche le richieste di mercato. Ma di vita, sì, io dico sinceramente un cambiamento di vita soprattutto. Alla fine degli anni 70, primi anni 80, c'era ancora la famiglia contadina di una volta in cui c'erano, che ne so, avevano la stalla con le 3-4 vacchette, è un mondo sparito, forse anche giustamente, dico io, perché ci stiamo specializzando chi in zootecnia, ma chi in viticoltura. Certo. Tipo quando sono arrivato io abbiamo tolto le ultime brusserie. 30 anni fa sono state tolte le ultime. Quindi quasi innovatori, no? Perché ce ne sono ancora in giro. Sì, innovatori, ma secondo me non è che si innova più di tanto, fa parte di una evoluzione, si evolve, le cose si evolvono, quindi i Silvaud all'epoca e adesso i Guyot, non solo, i cordoni speronati, non solo, i doppi capovolti. Ormai il Prosecco sta andando su non a cordone speronato ma a doppio capovolto, sì. I primi Guyot li abbiamo messi giù 12-13 anni fa, stiamo vedendo come rispondono con il prodotto non più uva ma vino, quindi apprezziamo, lo abbiamo capito, non siamo completamente soddisfatti per un prodotto, ci adattiamo ad altre cose.
e si prendono le misure Esatto. e diciamo c'è un taglio sartoriale anche nell'allevamento della vite per ottenere dei grandi prodotti. Non solo come Claire diceva prima, ma Certo. con il taglio anche di altri prodotti. Noi abbiamo il Verdiso, la Bianchetta, e ci stiamo pensando alla vecchia Perera di portarla ancora qui. Bianchetta l'ho piantato giù quasi 3 ettari lo scorso anno, ma non è che abbiamo inventato, mettiamo giù 3 ettari di Bianchetta. Abbiamo una quindicina di cloni che con la sperimentale li abbiamo provati, li abbiamo testati, vinificati e abbiamo detto ok, tu sei quello che fa per me. Quindi i vecchi varietali, cioè i vecchi autoctoni, quelli che fanno parte proprio della ricetta del prosecco. Ma anche del disciplinare, cioè al suo tempo, quando hanno creato il disciplinare, sono stati messi giù perché storicamente c'erano il prosecco che si beveva una volta, non è il prosecco che si beve adesso, è qualche cosa Aveva diverso. questi autoctoni all'interno, no? Esatto, un po' di Verdiso, un po' di Bianchetta, un po' di Perera, un po' di Poschera, c'erano. C'è qualche altra vite più locale anche, no? In certe frazioni, in certi paesi. Beh, se pensi, Paolo, che poi tu lo sai meglio di me, che il primo vitigno a bacca bianca fino al 1800 era il Verdiso. Infatti. Ma di gran lunga anche. Ma noi no? di Verdiso ne abbiamo quasi 5 ettari, Sì, non è che sì, manchi. Famoso il Verdiso Collato, sì. indubbiamente. Non è che ne manchi. Quest'anno 2013 ne metterò giù altri 3 ettari, questo perché? Per dare modo che a quelli che arriveranno a fine carriera, quelli che passano i 30 anni, 35, magari ci sono fallanze dentro, il problema del mal dell'esca, dell'effervescenza, quello che è uscita, che siamo riusciti a togliere, ma il mal dell'esca è ancora qui che insiste, è solido. Che invece comunque una presenza, un ricambio, come dire, anche esatto, no. Quindi anche lì fa parte dell'evoluzione, perché dobbiamo convivere con queste malattie, non è che usiamo mezzi come i francesi, che ne so, gli arseniati, no, io dico sempre, se un vigneto arriva a fine carriera, piuttosto di usare prodotti molto forti, togliamo il vigneto, che di vita ce n'è una sola. Sì, le piante ricrescono, si piantano, crescono nuove. Esatto. No, Mirko parla un po' da tecnico, passa sopra certe spiegazioni, ma i vigneti di tutto il mondo sono sempre stati minacciati da qualcosa. Sì. Sempre, sì. Se vuoi dai barbari, da chi ha portato la birra e cancellava la vite. Molti americani, no? Molti americani, abbiamo cominciato con la peronospora, via, dai, andiamo. Poi negli ultimi 150 anni o 200 anni la vite è stata proprio bersagliata da un mucchio di sfortune, da malattie, da parassiti, da grandini, quelli ci sono sempre, sì. Glaciazioni piccole, riscaldamenti dell'ambiente dal 1700 al 1800 si è avuto attorno al 1710 una piccola glaciazione che ha fatto morire la maggior parte dei vigneti esistenti, specialmente da queste parti, ma non solo, mentre dal 1765 in poi c'è stato un riscaldamento e lo vediamo questi giorni e si ripete. Riprendere fra un minuto, Paolo, certo. se puoi. Bene, riprendiamo tra un minuto questo argomento. E siamo nuovamente in onda con Mirko De Pieri. Ho dovuto un po' brutalmente interrompere Paolo, ma c'erano esigenze e poi c'erano i cenni anche tuoi, caro regista Enzo Russo. Riprendiamo con Mirko. Si diceva Collalto, storicità, presenza da sempre nel territorio, valorizzazione del terreno, dei vitigni autoctoni, di quella che è la storia nostra, e anche poi non si può non ricordare l'impegno che ha nei confronti di due vitigni importantissimi, che poi tra l'altro sono più di due, perché già il Manzoni ne ha parecchi, e poi anche Wilbacher. Qui torno la parola ancora a Paolo. Sì, hai fatto bene ad affrontare questo argomento, perché qui si coltiva un'uva rossa, un'uva bacca rossa che si chiama Wilbacher, di origine austriaca, immagino stiriana addirittura, e poi questo incrocio Manzoni, cioè i vari incroci creati dal professor Luigi Manzoni, se non sbaglio poi Mirko mi correggerà, attorno, penso dal 1920 al 27 o 24-27, poi questi sono i riferimenti, e sembra che per molti anni questi incroci non siano stati presi in considerazione per validi quanto oggi. Oggi ad esempio il Manzoni bianco, riassunto in Manzoni bianco, perché la parola incrocio sta un po' a banalizzare a volte,
Viene coltivato, è di mia conoscenza questo, addirittura in Basilicata. Conosco una famiglia di produttori abbastanza importanti, la famiglia Carbone, che ha addirittura prodotto un metodo classico in passato, fatto con le uve di Manzoni Bianco. Facile? Penso che non sia facile, però sono riusciti, caparbi, no? Sì, si dice che... un vino molto alcolico, davvero. E loro ci sono riusciti. Tra l'altro ho avuto una bottiglia che avrà avuto 20 anni, una delle ultime prodotte, e devo dire che era in buona salute, quindi chissà che non sia. Può essere. Ecco, invece veniamo a te, Mirko. Voi li coltivate tutti, anche perché mi risulta che il professor Manzoni avesse sperimentato anche in questa azienda al tempo. E quindi voi li avreste tutti? Tutti i più importanti, esatto, perché di incroci il professor Manzoni ne ha fatti, ma penso una ventina, una trentina. Di questi noi ne abbiamo 4 e sono tutti e 4 in produzione, per avere produzione, anche se esistono dei cloni per ogni tipologia di incrocio. Comunque la selezione clonale è stata fatta, sono stati piantati dei vigneti soprattutto del Manzoni Bianco quanto del Manzoni Rosso, sono storicamente presenti qui io li ho trovati qua, quindi pensa un po' quanti anni sono. E poi li abbiamo... Sono in parte nati qua, quindi... Ma sì, io davvero li ho trovati qui e abbiamo proseguito col Manzoni Rosa e col Manzoni Moscato e li stiamo davvero veicolando sinceramente davvero benino, ma molto bene, insomma vediamo che la risposta dei nostri clienti insomma c'è, è positiva e sono contenti di questo prodotto, non voglio dire innovativo ma curioso, è un prodotto curioso e soddisfiamo qualche curiosità insomma. Beh, io penso che con l'attenzione che si pone oggi alla viticoltura, alla coltivazione, ci sia il riscatto per queste tipologie. Una volta erano un po' dei serbatoi di produzione, mentre oggi... Il riscatto esce lavorando in campagna sicuramente e io voglio dire sulle quantità. Negli anni 60-70 tante viticolture sono state spinte a produrre molto, tanto che tanti vigneti sono andati in crisi per questa spinta, no? E quando si spingono così tanto, tante varietà non rispondono come dovrebbero e allora vengono abbandonate. Io penso che questa sia stata un po' la fine che abbia fatto da tutti i Manzoni. Quello che non abbiamo mai fatto in ragazzino, noi abbiamo cercato di curare anche le quantità per avere un prodotto, non è che facciamo tantissimi quintali di prodotto, ma un prodotto discreto e secondo me interessantissimo davvero. Questa filosofia l'abbiamo portata anche nei Manzoni Moscati, nei Manzoni Rosa e ci stanno dando davvero delle risposte. Ne fate anche una versione spumantizzata? Sì, il Manzoni Moscato è spumantizzato, sì. Beh, è molto curioso, no? È aromatico, quindi accattivante. Esatto, come dicevo prima, è curioso e la gente lo vede, capisce ma che cos'è questo qua, ma è il solito taglio ancora? No, questo allora si spiega che ma prova a assaggiare questo vino, lo senti il volpino del moscatello, eccetera. Ma sai che hai ragione. Quindi è un vino anche da spiegare, cioè, esatto, e si può raccontare qualcosa, no? Se ci si ferma un attimo col dialogo e la gente un attimino ci pensa, è facile da cogliere, è facile, va da solo. Sembra quasi che capiti a fagiolo, come si dice, ma penso che sia un rosé, vero? Sì, un rosé, no? Sì. E quindi capita proprio anche nel periodo storico in cui il rosé viene anche apprezzato, sì. A differenza del passato, no? Che ha avuto un grande sviluppo e continua ad averlo. Quindi dopo quasi 100 anni dalla nascita di questi incroci c'è finalmente un riconoscimento della loro qualità. Davvero. E quindi bisogna avere pazienza, mi sembra di capire, no? Sì. Diciamo che i 100 anni non li abbiamo noi, li ha avuto la fortuna del professor Manzoni. Ma secondo me la pazienza davvero del professor Manzoni, la caparbietà dei suoi collaboratori nel farle conoscere queste culture, l'insistenza da parte di chi lavora nel mondo della viticoltura prima e nel mondo enologico poi, perché i frutti li raccoglieranno davvero i nostri successori. Certo, mi pare che ve ne sono 3 per modo di dire diffusi, perché in realtà non lo sono, perché sono poche le aziende che lo fanno, però sì. Il Trebbiano per Traminer, che è l'1,50, credo sia così, no? Mirko, solo con l'alto credo, non ne conosco. Non mi viene in mente nessuno. Vuol dire che si è presa veramente a cuore questo aspetto di divulgare la conoscenza di questi vitigni. Infatti, no, ma davvero
È stata una scommessa, una scommessa perché lo avevamo in casa e perché che cosa ne facciamo? Si pensava di fare, che ne so, un passito e invece no, l'Enoteca Adriano, che poi magari non so se l'avete visto, ha detto no, questo qui diventerà un importante, ma adesso andremo a chiedere a Adriano. Sicuramente troverete delle buone risposte lì. E aveva ragione, tutto sommato, non ha sbagliato. Beh, penso che andremo proprio a chiedere ad Adriano, l'enologo. A dopo. Riprendiamo con Slow 7 e siamo scesi adesso qui nella storica Baricaia, siamo nella bottaia proprio di Casa Collalto, di questa azienda, una bottaia che adesso che il nostro regista Enzo sta anche inquadrando, vi sono parecchie botti antichissime, poi il nostro carissimo Adriano Cenedese, anche lui è, posso dire, storico enologo, perché è una vita che sei qua, Adriano, no? Sì, io sono qua da circa 40 anni. Fortunatamente ho avuto la possibilità di visionare tutto quello che è successo negli ultimi 40 anni, più altri 10 anni prima, in quanto io ero alle dipendenze dell'azienda Collalto in qualità di mezzadro. La mia famiglia lavorava per l'azienda Collalto. Siamo nella cantina storica, ci sono delle botti molto vecchie che risalgono all'anno 1903, servono solo per la storia, una storia che per noi è molto importante, in quanto durante la prima guerra mondiale qui c'era un comando austro-ungarico e le botti riportano ancora i segni di quell'epoca. Poi andremo a vederli, ce li indicherai anche, così possiamo anche riprenderli. Io ho avuto anche la fortuna di avere in zona mio nonno, che ha partecipato sotto i tedeschi a questa guerra ed era qui presente a questi misfatti. Quindi la famiglia tua sicuramente ha il polso della situazione di quello che è successo per tanti anni. Un po' tutta la storia dei primi degli anni 1900 in avanti. Sì, sicuramente. Mentre si scendeva per entrare appunto in bottaia, Paolo, abbiamo visto degli studenti di una scuola alberghiera che sono usciti. Questo sta a indicare appunto che la presenza di questa realtà nel territorio poi è seguita anche a livello didattico scolastico. Beh, certo, non dobbiamo dimenticare che oltre che essere una cantina di produzione di vino è anche un riferimento storico, cioè quale azienda può vantare un passato così remoto, tra virgolette, no? Con documenti che parlano di vigneti già del 958 o 950, se non ricordo male. Tra l'altro, è bene che gli studenti di quel tipo di istituti alberghieri eccetera vadano a mettere piede nelle realtà dove si produce quello che poi divulgheranno oppure che useranno normalmente ogni giorno. Io invece sono colpito da una cosa: vedo delle botti gigantesche e l'apertura della porta per farla entrare non c'è, quindi immagino che venissero costruite o assemblate all'interno, vero Adriano? Sì, una botte si costruisce in fabbrica, dopodiché viene assemblata a pezzi in cantina direttamente, cioè la prima prova si fa sempre nell'azienda costruttrice, dopodiché si disfa il tutto e si rimonta in loco. Madonna, che traffico. Penso che queste doghe poi, che sono così grosse, quelle che formano questo contenitore, siano anche pesanti da maneggiare. Sì, è un legno pesante perché è puro legno di Slavonia di quell'epoca, e senz'altro ha una buona struttura perché cede anche qualcosa al vino, no? Certo. Per cui deve essere un ottimo legno e anche di un'ottima zona, Slavonia per esempio. Sì. E poi soprattutto la manutenzione che viene fatta a questi contenitori deve essere fatta veramente da gente che la sa fare, vero? Esatto, soprattutto bisogna che sia gente del mestiere, gente che sa lavorare con il legno e soprattutto devono vivere ed esistere su un ambiente a loro importante, nel senso che bisogna una certa umidità, bisogna una certa manutenzione annuale, ogni volta che si vuota una botte deve essere pulita a fondo per evitare residui di batteri che possono inquinare il vino successivo. Se penso a una quantità contenuta di vino qui che magari prende qualcosa che non va bene, è anche un disastro, vero? Economico molto importante. Sì. Quanto contengono, scusami Adriano, allora, questi che abbiamo dietro di noi? Questi dietro di noi sono da 150 ettolitri, poi ce ne sono anche da 200 ettolitri, sempre da quell'epoca, sì. Che però non sono più utilizzate queste? Non sono più utilizzate perché il legno è totalmente esaurito, però non è un legno da buttare in quanto si può utilizzare per il restauro di mobili antichi, essendo un legno molto duro
che ha subito tanti passaggi nel tempo e si conserva benissimo. E direi anche stagionato, no? È molto stagionato, sì. Scusami Paolo, alle nostre spalle invece c'è la parte più, come dire, moderna, possiamo dire così? Sì, questa è la parte più moderna. Oggi siamo passati dalle barrique ai tonneau, che sono questi che vediamo qui alle spalle, perché si stanno cambiando anche i gusti del consumatore. Non vogliono più sentire il legno intenso, ma un legno molto dolce, e soprattutto vogliono sentire i profumi e gli aromi del vino. Tu pensi che tra 20 anni torneremo ai 200 ettolitri? Ma le mode cambiano spesso, come sono cambiati i vigneto, cambiano anche nell'utilizzatore finale. Quindi qui troviamo i grandi rossi di Casa Collalto, Esatto. presumo, no? Qui troviamo le riserve, troviamo dei rossi da cui uva sono state selezionate sia sul campo e anche con leggeri appassamenti in cantina. Il Colli di Conegliano Rosso, Il Conegliano, il Torrai, che è il nostro punto. Sì. È il nostro vino più importante e più rinomato, che esiste già da più di 30 anni. Poi abbiamo una selezione che si chiama Rambaldo, in nome di un vecchio antenato, un vecchio guerriero del Collalto. Anche qui abbiamo fatto la massima selezione di uve su vitigni molto anziani e con poca produttività. E ti faccio una domanda personale, Adriano. Il tuo preferito tra i vini che tu produci in pratica, Allora, che metti al mondo? Secondo il mio punto di vista è il Torrai. Il Torrai è una selezione di vari Cabernet Sauvignon, di una zona ben specifica. La conosco molto bene perché è dove sono nato, conosco per filo per segno il terreno e so cosa può dare. È una zona dove le viti che hanno oltre i 40 anni danno un prodotto che è eccezionale. Bene, riprenderemo fra un paio di minuti. Sì, riprendiamo anche perché andremo anche ad assaggiare i vini, questi vini appunto di cui parlava Adriano Cenedese, enologo di Casa Collalto, e andremo poi nella sala del vino. Non mancherà sicuramente lo storico classico Verdiso che si parlava poco antes con Mirko De Pieri, non mancherà il Prosecco, ma Torrai, perché no? Torrai sì, Rambaldo, il Colli di Conegliano, quindi, e lo Schenella, perché poi è il Colli di Conegliano bianco, no? Se non sbaglio. Sì, diciamo che lo Schenella è uno degli ultimi nati, è senz'altro un prodotto interessante, anche se il mercato attualmente non recepisce un granché. Perché trova sul mercato ci sono tante tipologie di vini bianchi più o meno strutturati, più o meno uguali. Invece quello che io ritengo fondamentale è il discorso della ricerca che si è fatta in azienda. Ad esempio un vino tipico che non è nostro ma è importato dalla Stiria è il Wilbacher. Si parlava infatti di questo prima. Esatto. Quindi... E dopo posso dire che a livello di vino, dopo tanti anni abbiamo trovato anche una selezione ottimale per la vinificazione, la sua conservazione e maturazione in botte e in bottiglia. Ricordiamo che è un vino selvatico, perché è molto rustico, molto tannico e ha bisogno di una sua procedura ben precisa per l'affinamento. Il nome tradisce anche questo build, infatti. Build è selvaggio, no? Allora ringraziamo Adriano Cenedese, bravissimo nel raccontarci appunto vini e vitigni, che lui da tantissimi anni lavora qui all'interno dell'azienda Collalto, e a tra poco torniamo con Slow Set di Slow Food. Bene, riprendiamo con una Slow 7, abbiamo salutato il caro enologo Adriano Cenedese, anche lui bandiera, storia di questa azienda secolare, millenaria, e siamo arrivati al punto fatidico dell'assaggio che tanto piace a me e a Paolo Ianna, poi sederci e dopo aver ascoltato la parola dell'agronomo e dell'enologo, è un piacere adesso andare a vedere effettivamente quali sono questi vini, alcuni vini che Adriano Cenedese ci ha selezionati, e penso che, sbaglio Paolo, iniziamo con un extra dry prosecco superiore. Prosecco superiore, extra dry, sì, lo riconoscerete anche tra le altre tipologie per l'etichetta color crema. Ogni etichetta, ogni tipologia ha un colore diverso di etichetta e anche, se non sbaglio, di capsula, quindi posso anche pensarlo nel frattempo? Posso fare io, Renato? Prego. Dicevi, allora, questo è un extra dry prosecco superiore, qui siamo nel DOCG, ovviamente questa è l'area DOCG, quindi a denominazione di origine controllata e garantita, e versione non brut, extra dry si diceva, no? Extra dry, sì, vuol dire che contiene un po' di zucchero residuo, le tipologie partono dal brut, vanno al dry, extra dry, dry, quindi
Demi-Sec. Demi-Sec non esiste quasi più, era una versione molto dolce, cioè abbastanza dolce. La versione più in auge è la Extra Dry, sta però incominciando ad essere un po' messa in pericolo dalla versione Brut, che è quella più preferita negli ultimi anni. Anche perché forse il Brut stesso ha preso, come dire, una dolcezza un pochettino più superiore rispetto a... Diciamo che gli orientamenti sono quelli per un prosecco meno abboccato, meno ammiccante, anche perché i produttori sanno produrre bene il prosecco, partendo dall'uva fino alla vinificazione e alla rifermentazione in bottiglia, e quindi credono di più in se stesso. Le versioni meno addolcite sono quelle che rivelano una sicurezza in se stessi, una consapevolezza che si può fare, quindi più, senza fare paragoni che sarebbero fuori luogo, più verso il territorio dello Champagne. Ecco. I Champagne sono quasi tutti Brut. Si dovrebbe dire Brut alla francese. Mentre nel frattempo tu degusti questo vino, io presento poi anche gli altri, perché assieme a questo prosecco superiore abbiamo un Verdiso che, come si diceva poco anzi, rappresentava un po' fino al 1800 la principale uva a bacca bianca della nostra zona qui del Trevigiano. E poi avremo un Rosa Bianco, che è un incrocio Manzoni fra i tanti vari incroci che il professor Manzoni ha dato vita qui a Conegliano. C'è anche questo Trebbiano per Tramini detto 1,50, e poi avremo un Collalto, adesso vado un po' sì, non mi ricordo bene, il Wildbacher, sì, questa bacca originaria forse della Stiria, e poi il Torrai, che è un insieme di Cabernet, quindi avremo il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, e sono 30 anni che l'azienda lo produce, è un po' un vino di punta, insomma, di Collalto. E chiuderemo con un altro Manzoni, che sarà questo Collalto Rosé, che è se non sbaglio, Raboso Piave per Moscato d'Amburgo, se non sbaglio, dovrebbe essere così, infatti. Bene, allora Paolo, ti chiedo subito allora la tua impressione su questo vino. Rispecchia perfettamente la tipologia Extra Dry, ha al naso dei profumi di mela, di pera e di glicine, che sono un po' i descrittori principali. In bocca percorre lo strato della lingua, il percorso della lingua, rilasciando sia sapidità che dolcezza che acidità in modo perfetto e equilibrato, e ci resta come retrogusto, così si definisce tecnicamente, un sentore di agrumato, di agrume, non di agrume inteso come limone crudo, ma come cedro, cioè una forma un po' più gentile dell'agrume. Io direi che è in grande equilibrio, come tipologia è perfettamente rappresentativo dell'Extra Dry, è un bellissimo prodotto. Non dimentichiamoci che l'azienda Conti Collalto ha centinaia di ettari a disposizione, quindi può selezionarne anche centinaia, perché ne ha proprio tantissimi ettari, e quindi può selezionare delle uve per avere dei grandissimi prodotti, quali quello che è in questo video. Ricordiamo allora queste uve che poi concorrevano un tempo anche a fare il prosecco storico, possiamo chiamarlo così, Paolo, cioè quello che all'interno aveva anche altri vitigni autoctoni, come ci diceva Mirko De Pieri poco fa, quindi vi erano presenti il Verdiso, che poi lo troveremo in purezza, Bianchetta, Perera, che erano autoctoni, diciamo, storici del posto, e si chiamava Moschera, anche c'era poi? Anche Moschera, però dipende dalle zone, cioè c'erano dei comuni o delle frazioni delle località in cui prevaleva un'uva sull'altra, e quindi ognuno dava un po' la sua impronta, e tutte queste uve concorrevano a dare qualcosa di complesso ma puntuale ogni anno, perché non tutte le annate portano le stesse uve a grandi risultati. Ci sono delle annate in cui riesce meglio il Verdiso, meno la Bianchetta, eccetera. E quelli autoctoni erano poi alcuni molto delicati, cioè la maturazione marcivano. Dobbiamo sempre fare un ragionamento che prima ha fatto anche l'agronomo De Pieri, cioè una volta la produzione era il bersaglio più importante, però quando produci molto le viti vanno
vanno in esaurimento brevemente. E in più quello che produci è un liquido che ha sia sale che zucchero, però non ha personalità, cioè non riesce a definirsi come personalità. Le produzioni più limitate, attenzione, equilibrate, non è detto che un grappolo per ettaro faccia un grande vino e 300 quintali facciano vino scadente. Bisogna trovare l'equilibrio nel vigneto, nella pianta, eccetera. Non esiste una formula perfetta. Ma dicevo che andando avanti negli anni, anche quei varietali che erano gracili o deboli si sono rafforzati, anche perché gli agronomi hanno finalmente preso le misure a questi varietali, a questi vitigni, e quindi li usano al meglio di quel che possono dare. Bene, e questa capacità poi espositiva di narrare e di spiegare la storia dei vitigni, delle uve, la conoscenza del mondo del vino, io approfitto per ricordare che Paolo Ianna lo potete anche, come dire, sfruttare maggiormente, un termine forse brutto questo Paolo, ma concedimelo, perché avremo intenzione a breve, e proprio in questa sala, qui da Collalto, alla Sala del Vino, di organizzare, sarà fatto a metà mese di maggio, un corso master, un nuovo corso master di Slow Food Conegliano sul vino primo livello, e quindi docente sarà come sempre Paolo Ianna, e poi ne parleremo ancora nelle prossime puntate anche di questo appuntamento che per noi come Slow Food è davvero importante. Proseguiremo con gli altri vini fra pochissimo, sempre su Slow 7. E proseguiamo. Dopo aver parlato di questo Prosecco Superiore Extra Dry, abbiamo il Verdiso adesso, quindi storico vitigno che Collalto da sempre lo fa bene, lo fa con passione e rappresenta proprio una fetta grande del territorio della storia, perché una volta era veramente tanto diffuso. Paolo, lo hai assaggiato, che impressioni hai avuto di questo vino? Abbiamo a che fare con un vino che esprime una virilità, so che è un termine poco usato nel mondo del vino, ma virile lo è veramente. Esprime una buona mineralità al naso, prevale in tutto il suo percorso una mandorla, un sentore di mandorla, non amaro ma amarognolo, appena. È un vino del passato, è un vino anche del presente ovviamente, però non contiene quei descrittori aromatici che fanno ruffiano un vino, cioè tende a rispecchiare un po' le caratteristiche locali, le caratteristiche delle terre, dei vecchi vigneti, dei vecchi varietali. In modo è un vino molto positivo, ha una buona parte sapida, quindi penso che sia adatti a qualsiasi tipo di cibo della tradizione, almeno primi piatti. Quindi un vino del territorio per il territorio. E una volta in questa zona, in questo territorio, era proprio il vino dell'accoglienza, prima del Prosecco era quello che si offriva come aperitivo, insomma, era proprio quel vino più facile, più semplice, più leggero forse anche. Se vuoi più semplice, più leggero, ma non tanto, sai, perché come varietale è di più difficile coltivazione che non il Prosecco o Glera. Piccolo aneddoto, 1710 una mini glaciazione e mandò al cimitero quasi tutti i vigneti nel febbraio 2010 e ripartirono reimpiantando quasi esclusivamente Verdiso, perché era reputata l'uva più importante, quella che poteva dare risultati più nobilitanti. Però in una cinquantina d'anni ripresero poi le vecchie percentuali, quindi più Prosecco, meno Verdiso, perché il Prosecco dava una puntualità nella vendemmia. Il Verdiso è un po' più capricciosetto. Ho capito, quindi è una pratica proprio anche. Sì, la pratica è quella che detta la convenienza, che dà le regole vere, no? Poi ti eri preparato già anche un secondo vino, questo secondo vino bianco, che è nel novero appunto dei Manzoni, questo Manzoni 1,50 Trebbiano per Traminer, che assieme al Manzoni bianco, che ricordiamo che tra l'altro era Pinot Bianco per il Gingrenano, il rosso che era Cabernet Sauvignon per Prosecco, e poi il rosato che era Moscato d'Amburgo per Raboso Piave, abbiamo questo quarto Manzoni qui di Casa Collalto, che appunto è questo 1,50 Trebbiano per Traminer. Che impressione hai? L'impressione è di trovarmi un piccolo Traminer,
molto sinceramente. L'aromatico prevale, c'è una rosa quasi sfatta, una rosa antica come profumo, e in bocca ci sono proprio i descrittori del Traminer che partono sempre da questa rosa e vanno fino alla mandorla amara. È un vino cosiddetto aromatico, riporta dei profumi che puntualmente si ritrovano sia al naso sia in bocca. È una bellissima versione. Attenzione che tutti i vini derivanti da due genitori, cioè da incroci, non sempre portano nelle annate gli stessi descrittori aromatici, cioè in un anno puoi riconoscerci uno dei genitori e nell'anno successivo nessuno dei due anche. Quindi dipende proprio dalle condizioni climatiche e dall'andamento stagionale. E questo assomiglia più del solito a uno dei due genitori. Non è detto che debba assomigliare a uno dei due. Sì, non è automatico. Uno pensa magari, siccome è un incrocio frutto di questi vitini, automaticamente deve essere così. Non è così, infatti, perché anche nel Manzoni bianco, da Pinot Bianco e Riesling Renano, diciamo che i due sono agli estremi, uno per finezza, uno invece per carattere. Nessuno dei due prevale. Nelle grandi annate senti la classe del Pinot Bianco più che l'aromaticità del Riesling. Quindi non è detto che vi siano prevalenze di esatto. Beh, allora non ci resta che adesso andare velocemente in pausa. Enzo Russo, torniamo fra poco su Slow 7 con altri due vini, Collalto, due rossi, quindi avremo il Fieldbacher 2010 e poi chiuderemo con questo Toray 2007, quindi questo ensemble di Cabernet. Sì, assemblaggio dei due Cabernet, il Cabernet Sauvignon prevalentemente, Cabernet Franc a saldo. Bene, a tra poco su Slow 7 Veneto Globe. Siamo quasi in chiusura, purtroppo, ai noi anche oggi, e abbiamo questi due ultimi vini a bacca rossa, Paolo Ianna, quindi questo Fieldbacher di origine austriaca della Stiria, ma che da tantissimi anni presente qui, è quasi diventato un vitigno autoctono, quasi possiamo dire. Comunque, viene considerato un vitigno dopo autoctono, tanti anni così. Sì. E poi appunto questo Toray, questo uvaggio di Cabernet vari, e anche Fiore all'Occhiello, quindi vari, un vino. Due, Renato. In realtà due, sì, non sono vari, sono il Cabernet Sauvignon e il Franc, sì. Iniziamo da questo Fieldbacher che è del 2010. Iniziamo dal Toray. Vuoi iniziare dal Toray? Sì. Benissimo. Per una questione di affinità con i precedenti. Bene. Quindi Cabernet Sauvignon in prevalenza, Cabernet Franc a saldo, per quel che mancava, e riporta proprio il fruttato dei due. Ambedue hanno prugna, hanno fragola a volte, qui c'è soprattutto prugna e ciliegia che si ritrova in tutti e due. Attenzione che Cabernet Franc viene spesso confuso con Carmenère, che è un altro varietale sempre proveniente dalla zona di Bordeaux. Parliamo sempre di varietali che arrivano dalla zona di Bordeaux, quindi quasi sull'oceano, nell'est della Francia, e quindi si assomigliano il Cabernet Franc e il Carmenère, ma sono abbastanza diversi. Il Carmenère è leggermente più grossolano come profumi, ha più di foglia secca, di tabacco, eccetera. Qui invece c'è un bellissimo profumo di frutta matura, come dicevo prima, prugna, come prugna intendo susina, quindi quella blu molto matura, e fragola e ciliegia stesso matura. Molto coerenti i Cabernet quando riescono a portare a fondo la maturazione, specialmente il Cabernet Sauvignon, che è un po' difficile. Pensa che c'è una frase fatta che dice che il Cabernet Sauvignon deve vedere il mare dal vigneto in cui sta, proprio perché deve avere temperature miti, deve avere temperature insolazioni buone. Si sa che verso il mare le giornate grigie sono meno frequenti che non all'interno, però anche qua non è molto distante dal mare, una cinquantina di chilometri, qua viene molto bene, riesce a portare a maturazione il frutto. Questo è di solito il guaio del Cabernet Sauvignon. Qui invece sembra risolto e anche piuttosto bene. E coerenza in bocca lo stesso, c'è questa stessa frutta, c'è una parte sapida e una parte più ammiccante, non dolce ma ammiccante, che ci viene incontro, quindi un bellissimo equilibrio e una coerenza fra naso e bocca. È un vino importante, è una riserva, questa è l'annata 2007, quindi cominciamo a avere 5 anni e qualcosa, di cui penso un paio passati nel legno.
è un vino che ha un'evoluzione, un vino levigato, un vino d'eccellenza. Infatti ne parlava proprio con orgoglio anche Adriano Cenedese, enologo di Casa Collalto, un vino che lui ama particolarmente, che sono 30 anni che l'azienda produce, mentre altro vitigno che praticamente è solamente Collalto, io credo lo faccia qui nel territorio, e è questo Wildbacher, quindi già il nome tradisce, no? questo vino selvaggio, no? Questo Wild, questa bacca selvatica. Paolo. Ma è un vino proveniente, originario della Stiria, della zona sud di Graz, e ci sono degli aneddoti anche su questo. Questa è una versione molto, molto raffinata, e devo dirti però che c'è un'altra azienda non molto lontano da qui che produce anche, sono due le aziende, e diciamo che in questa azienda possiamo trovare la versione come dire, più simpatica, l'altra è leggermente più estrema. Normalmente un'uva che dà un vino ad acidità molto alta, i profumi sono i classici profumi di ciliegia che qui ritroviamo. La versione Conti Collalto è molto più gentile dell'altra, non faccio nomi quindi non metto in difficoltà nessuno. E come hai sentito c'è un'acidità percepibile ma non esagerata, e qui si privilegia la bevibilità di questo vino. È un vino molto interessante, in Stiria, da una versione che si chiama Schilcher, ed è una versione quasi esuberante anche di effervescenza, ha però una parentela molto vicina all'aceto, in Stiria. È una versione caratteristica, e si dice che un imperatore, passando da quelle parti, è un aneddoto, una leggenda, e avendolo assaggiato avesse consigliato di coltivare del radicchio o dell'insalata non molto lontana. C'è chiara l'allusione all'aceto. E questa è una versione molto piacevole, il 2010, probabilmente un'annata anche favorevole a questa versione di vino. Non sfigura nei confronti del Torai, è più fresco, ha altri scopi, però per un mangiare, diciamo, anche territoriale, dove la cucina può essere leggermente più pesante, più tradizionale, questo va benissimo. Questo è un vitigno che si sposa bene, un vino che si sposa bene. Molto bene. Bene Paolo. Allora, non ci resta adesso che ricapitolare un po' la giornata, perché andiamo quasi per i saluti. È stato un piacere aver parlato con Isabella Collalto, ci ha fatto un po' la storia anche che oggi la famiglia in quest'area è entrata nel XII secolo, quindi sono veramente tantissimi gli anni di presenza nel territorio. Abbiamo avuto poi con noi l'agronomo Mirko De Pieri, che ci ha parlato del terreno, del territorio, dei vitigni tipici. Abbiamo avuto l'enologo Adriano Cenedese, giù in cantina in Barricaia, che anche lì ci ha parlato della storia dei vigni e delle botti di Collalto. Abbiamo degustato alcuni vini, adesso che siamo proprio alla fine ci salutiamo, ma torniamo per fare un brindisi finale di saluto, di commiato, con il Manzoni Rosé, per salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata, ricordando ancora una volta che l'azienda Collalto poi si troverà al padiglione 4C1, C come Collalto, 1 al Vinitaly a Verona, quindi tra un minuto per la chiusura. E come si diceva, il saluto finale, siamo al commiato, oggi qui da Casa Collalto, azienda Collalto, la puntata di Slow 7, ultimo vino, ma non ultimo, che abbiamo nel calice. Manzoni Rosé, tu dicevi che è Moscato d'Amburgo per Raboso-Piave. Ecco, del Raboso, se vuoi, ha ereditato una leggera acidità, immagino, del Moscato invece ha proprio ereditato la parte aromatica, quella che si riconosce in parte qui dentro, senza essere sfacciata come in un moscato. Quindi abbiamo un vino di buona acidità con un riferimento percepibile di moscato. Anche però è una molto versione lontano. extra dry questa, non dry come in altre magari versioni che si Sai che mi sarei comprare. aspettato che fosse dry anche questa, invece non lo è. No, questo è un extra dry. Sì. Diciamo che la sua parte aromatica è molto interessante, anche perché è misurata, è equilibrata, non è esagerata. A molti il moscato piace, ma ad altrettanti
non piace molto perché a volte sembra stucchevole, no? Tutta quella aromaticità. In me invece trova proprio un sostenitore, un fan sfegatato, il moscato. Qui abbiamo dei profumi molto particolari, quasi di frutta candita, quasi di marmellata sia di agrumi che di fragola insieme, cioè è molto molto interessante, senza essere né stucchevole né altro, che sono solo riferimenti aromatici. In bocca ha un'acidità giusta come deve essere in un vino frizzante, un vino spumante, pardon. Deve portarti dei profumi fruttati al naso, floreali qualora ci fossero, e deve poi portarti la freschezza in bocca. E quindi deve chiudere con delle note agrumate, che qui ci sono note agrumate nobili, cioè non quelle taglienti del lime o del limone verde, ma quelle un po' più accondiscendenti del cedro, come quasi sempre troviamo nei prosecco, cioè quella della chiusura. Chi cerca qualcosa di più in uno spumante che deve essere fresco va a incappare in qualche tagliola. Questo penso io. Deve essere infantile al naso e lasciarti con una bocca pulita e dissetarti. Questo è il compito di un vino metodo Charmat, come il prosecco, come questi incroci Manzoni. Grazie Paolo Ianna. Allora non ci resta che salutarvi qui dall'azienda Collalto di Susegana e darvi appuntamento la settimana prossima. Siamo a Verona, saremo a Vinitaly, Paolo Ianna, io, Enzo Russo, anche il nostro giornalista Mirko Villanova, quindi con Veneto Globe, con Radio Conegliano e con Slow Set di Slow Food. Saremo a Vinitaly, dove andremo a trovare vari produttori, i nostri cari amici, andremo a trovare per voi anche qualche novità, speriamo, qualcosa di curioso, di cui poi vi parleremo. Quindi un augurio a tutti di trovarci appunto la settimana prossima a Verona dal Vinitaly. Grazie ancora e arrivederci.